La vita segreta di Luigi Pirandello, tra inquietudine e genio, è il tema centrale del film Eterno Visionario, presentato in anteprima ieri ad Agrigento dopo il suo esordio avvenuto al Festival del Cinema di Roma. Una produzione cinematografica girata sul treno che porta lo scrittore verso Stoccolma, dove riceverà il Nobel per la letteratura, in cui Michele Placido ha scelto di narrare un Pirandello che, al di là dei suoi racconti e della sua concezione del mondo e della vita, viene presentato al pubblico seguendo le angosce e le inquietudini della sua anima. L'amore silente e sognato per Marta Ava fa da contraltare alla penosa pazzia della moglie Antonietta e si dispiega tra un difficile rapporto con i figli, gli insuccessi e i successi. Placido decide di ripercorrere la Sicilia degli Solfatai con il suo carico di arretratezza e povertà e i teatri in cui il drammaturgo lancia senza successo i primi messaggi dirompenti e trasgressivi, sgraditi al pubblico impreparato a questa rottura di cliché. E poi l'apoteosi con le tappe americane e berlinesi che ne consacrano la genialità e l'assoluta novità dei contenuti proposti. Una vita, quella che emerge, tratteggiata con sapiente recitazione da Fabrizio Bentivoglio, in cui i giorni che passano per Pirandello diventano dolorosa fonte di ispirazione per scrivere e creare un teatro, in cui si erge Marta Abba, abilmente impersonata da Federica Luna Vincenti come indiscussa musa ispiratrice e inimitabile interprete del suo pensiero e dei suoi sentimenti, al punto da diventare un tarlo per Pirandello, l'amore impossibile suggellato in uno specchio crudele che ritrae le due immagini, lui vecchio e lei giovanissima e bella. Una magnifica produzione che spicca per originalità su un nome, quello di Pirandello, sul quale sembra essere stato detto tutto, ma che questo film dimostra invece quanto altro sul suo estro e ingegno ci sia ancora da dire. E presto anticipa a Placido un nuovo film sul giudice Rosario. La mia maturità, cioè nel senso, Pirandello dice nel discorso a Nobel, la vita la si vive e poi la si scrive, cioè conoscere la vita. Io non conoscevo abbastanza, non tanto Pirandello, quando non conoscevo tanto me stesso di essere capace a mettere in scena Pirandello. E il passo, nonostante l'età, ma d'altra parte ci sono registi più anziani di me, Clint Eastwood e cose che continuano a bell'occhio, ho avuto la grazia di Dio di fare questo film, sto a posto. Anche se l'anno prossimo c'è un nuovo progetto lo voglio dire, Livatino, per cui staremo un anno qua, dal mese di aprile. Non lo dite a nessuno, perché quello domani sarà su tutti i giornali. Però io sono felice di passare un anno qua. E le riprese quando inizieranno? Verso maggio, giugno. Però i sopralluoghi li faremo prima, li faremo già. Sì, io vengo già a Natale, perché molte comparse le prenderemo qua nel territorio. Benissimo. Accoglienza, che accoglienza ha avuto? L'ho detto un po' prima, io sono nato culturalmente pirandelliano qui ad Agrigento, va bene? Non lo so, c'è un amore speciale per me, ma io lo ricambio con tanto affetto, ma con tanto, è la zona della Sicilia che amo di più, ma è un mistero, non lo so perché. La natura, l'arte. E poi non a caso l'anno prossimo abbiamo da festeggiare Agrigento, capitale della cultura italiana. Posso essere assente, ma per carità, verrei anche da turista. È una grande responsabilità indubbiamente, però insomma superato il primo momento in cui ti tremano le vene dei polsi, poi si entra nel merito della faccenda. Michele fortunatamente mi ha parlato della cosa molto tempo prima, più di un anno prima di girare, quindi mi ha dato tutto il tempo necessario per potermi avvicinare a Luigi.
e così è stato. Può sembrare complicato visto adesso, però con Michele c'è un rapporto tale, questo film non è solo il frutto delle 11 settimane di riprese, è il frutto di più di 40 anni di conoscenza e di condivisione di tutto, cinema, teatro, poesia, quindi già solo il fatto per un attore lavorare con un regista che è un attore, in più un grande attore, non voglio dire che è sicuramente una gioia e comunque rende tutto più semplice. La vita privata di Pirandello è stata scelta perché comunque in questo film riesce a mostrare un'anima ricca e tormentata, e Marta Abba è stata, diciamo, la punta di grande emozione di questo film. Grazie mille, grazie a tutti voi che avete visto il film in anteprima qui ad Agrigento. Sicuramente le opere di Pirandello, soprattutto negli ultimi anni, dopo La follia della moglie, sono state molto significative, perché l'incontro con Marta Abba è stato soprattutto costruttivo e molto solido. Quindi gli ultimi 9 anni, quindi dal 1927 fino al 1934-35, i 9 anni più incredibili proprio per l'opera pirandelliana. Sicuramente l'incontro tra i due ha rigenerato tantissimo Pirandello, anche molto, come dire, reso la sua vita anche molto più positiva, perché era veramente caduto in una grandissima depressione. Mi fa piacere che finalmente riusciamo ad avere un focus su Luigi Pirandello, perché io diciamo da amante di Luigi Pirandello, ma come penso tutti, a 18 anni ho portato come tesina proprio la sua vita e mi ero tanto appassionata. Credo che i ragazzi con questo film scopriranno un inedito Pirandello. Scendere nei panni di Marta Abba, com'è stato? È stato veramente una grandissima emozione e soprattutto un grande orgoglio. Io sono una teatrante, nasco sul palcoscenico, ho avuto l'onore di lavorare con Mariangela Melato, infatti la nomino e la cito spesso perché per me l'ispirazione è stata lei, e penso che Marta Abba, come Mariangela Melato, come Anna Magnani, le grandi attrici del Novecento, abbia segnato veramente il passo, e con una recitazione molto contemporanea, e quindi per l'epoca era considerata moderna. Angelisa, un ritorno ad Agrigento con un film straordinario dopo la prima dell'altro, che era Bocche inutili. Sì, questo è un film che per questo film ringrazio profondamente Federica Vincenti, che mi ha voluto al suo fianco come produttore esecutivo. È stata un'avventura veramente complessa, ma piena di passione e piena di entusiasmo. Riuscire ad aggirare nella nostra città un film di questa portata mi ha particolarmente inorgoglita e molto commossa. La città ha risposto molto bene, c'è stata una grandissima partecipazione, al punto tale che il prossimo progetto di Michele Placido, sempre con la produzione di Federica Vincenti, sarà qui ad Agrigento.